Dal Savio il via alla quarta corsa, memoria Ermanno Mioli. Sono in 10 al via, andiamo a leggere lo schieramento: 1 Drake, 2 Damasco F, 3 Dolce Nera ZS, 4 Dandy Mail, 5 Daniela V, 6 Don Robin, seconda linea, 7 Dakota Grimm, 8 Dylan Chris, 9 Dama di Prussia, 10 Dalila Bar. Una condizionata per cavalli di 4 anni che si disputa sul miglio e vede nel ruolo di favorito relativo Damasco F in chiusura, ma una corsa davvero molto incerta. Vediamo la partenza con Damasco F che riesce a contenere Dolce Nera ZS numero e a sopravanzare 7 Dakota Drake. Grimm squalificato. Squalifica invece per Dakota Grimm. Rimane all'esterno Dolce Nera ZS perché ha serrato sotto anche Drake, e in terza posizione all'esterno quindi Dolce Nera ZS con Dama di Prussia che ha colto ottima partenza dalla seconda fila e si è inserita in terza posizione. A largo intanto la progressione di Don Robin. Don Robin sopravanza Dolce Nera ZS, si porta in breve a ridosso dei primi e raggiunge ora Drake in seconda posizione. Se ne vanno intanto i 600 in 44,2 dopo il 28,7 di quarto iniziale. Ha leggermente rallentato Mario Minopoli in sediolo a Damasco F che conduce sulla pariglia formata da Drake e Don Robin, una seconda formata da Dama di Prussia, 4 Dandy Mail squalificato, e Dolce Nera ZS e via via tutti gli altri. Tanto ha sbagliato anche Dandy Mail. Il chilometro se n'è andato nell'ordine dell'1, 13 e 5. Cavalli a 500 o poco più dalla conclusione con Don Robin sempre proteso all'esterno, ma fa andatura Damasco F che al paletto dei 400 finali spara un 14,2. Drake rimane nella sua scia. In terza posizione Dama di Prussia, cede invece Dolce Nera ZS. Ultimi 250 metri di gara con Drake che si prepara a spostare. Damasco però è ancora avanti una lunghezza abbondante, ingresso addirittura d'arrivo, si lancia all'interno anche Dama di Prussia. Ultimi 100 metri di gara con Damasco che si difende. Damasco si difende nel finale, Damasco vince ancora nei confronti di Drake all'esterno e Dama di Prussia all'interno. 1-13-1 il ragguaglio conclusivo, 29-3, anche qui un doppio 29-3 a chiudere. E bella vittoria davvero per Damasco F che è andato via sul ritmo per tutta la corsa e ha dimostrato che le ultime prestazioni erano veramente quelle di un cavallo al meglio. La lotta per il secondo invece è molto stretta. La vittoria però non sfugge a Damasco F e Mario Minopoli per conto del team Minopoli e del signor Francesco Monteforte. Davvero difficile separare per il secondo posto i numeri 1 e 9 Drake e Dama di Prussia, con Drake che forse qualcosa recupera ancora nel finale su Dama di Prussia, ma è sicuramente foto stretta.